Salve a tutti, bentornati a questo nuovo video. Nello scorso video abbiamo parlato del Colosseo, potete trovare comunque qui il link nelle schede. Oggi parleremo non di un monumento, ma di 20 città, le 20 città più belle d'Italia. Ovviamente mi fermerò ai capoluoghi di regione. Quindi andremo a vedere le città dalla meno bella a quella più importante, appunto dal punto di vista architettonico, storico e artistico. Iniziamo subito. Alla 20ª posizione, molto prevedibilmente, mettiamo Campobasso. Ovviamente Campobasso è una città abbastanza piccola, alla fine dal punto di vista architettonico rispecchia un po' come se fosse un grande borgo, niente di più, niente di meno. Alla 19ª posizione mettiamo Catanzaro, che anche quello non è che abbia grandi attrattive, però rispetto a Campobasso ha dei panorami in più da mostrare. Alla 18ª posizione mettiamo Aosta, una città abbastanza piccola, in differenza di Catanzaro magari ha qualcosa in più perché ha delle rovine abbastanza antiche. Alla 17ª posizione metterei Potenza, perché Potenza rispetto a Aosta e quelle elencate prima ha un pochino di più di eleganza ed è un po' meno brulla, diciamo. Alla 16ª posizione mettiamo Trento, che è molto più grande, ha molti più monumenti e anche molta più storia. Alla 15ª posizione potrà sorprendermi, ma metto Trieste, che pur essendo una città abbastanza grande, avendo un grandissimo porto anche molto importante, dal punto di vista architettonico, urbanistico, è molto recente come città, quindi non è che abbia una grande stratificazione storica. Alla 14ª posizione io metto l'Aquila nella sua versione prima del terremoto, ovviamente. E l'Aquila, anche se è più piccola di Trieste, è anche meno importante dal punto di vista economico, ma ovviamente dal punto di vista economico a noi non ci interessa. Vedendo dal punto di vista architettonico e della storia dell'architettura, all'Aquila ci sono preservati molti monumenti, anche chiese del 600 e anche dei secoli prima, molto secondo me più rilevanti di quanto se ne possono trovare a Trieste. Alla 13ª posizione metto Bari. Bari è una città molto più grande, anche se molti non apprezzeranno questo collocamento perché magari pensano che sia da collocare più in basso. Secondo me Bari presenta una grande varietà di forme architettoniche di varie epoche, una stratificazione storica abbastanza presente, ha molti monumenti e il lungomare è molto pittoresco. Alla 12ª posizione metto Perugia sopra Bari perché anche i semplici palazzi e non solo i monumenti sono apprezzabili dal punto di vista architettonico e inoltre i suoi vicoli sono molto più belli. All'11ª posizione metto Cagliari. Cagliari è una città molto bella, ha molti monumenti interessanti e anche abbastanza grande. Mentre alla 10ª posizione metto Ancona, che era un po' indeciso se mettere prima Cagliari o Ancona, però alla fine ho deciso di mettere prima Ancona perché preserva monumenti anche più antichi, tipo archi di trionfo romani, e la cattedrale è di sicuramente più pregio rispetto a quella di Cagliari. Alla 9ª posizione metto Genova. Genova ha un grande patrimonio artistico e culturale, però si colloca abbastanza in basso rispetto ad altre città molto grandi perché almeno secondo me è abbastanza grigia, non è che abbia grandi colori, perché dal punto di vista urbanistico è abbastanza caotica, ma molto compressa. All'8º posto metto Milano. Molti Milano la mettono molto più sopra, però noi adesso ci stiamo focalizzando esclusivamente sull'aspetto architettonico e artistico della città. E ovviamente il fatto che sia una grande città industriale, lavorativa e con molto traffico è uno svantaggio dal punto di vista artistico e architettonico, perché ovviamente va a rovinare l'atmosfera della città. In 7ª posizione metto Bologna, che Bologna rispetto a Milano, ad esempio, secondo me il traffico è meglio gestito e l'atmosfera del centro storico secondo me è molto più apprezzabile. In 6ª posizione metto Torino. Torino rispetto a Bologna secondo me è una città molto più maestosa, con imponenti viali, imponenti giardini e dal punto di vista urbanistico è molto ordinata, molto pianificata. In quinta posizione sicuramente si incazzeranno in molti perché colloco Napoli, perché Napoli molti la collocherebbero in posizioni molto più alte, però comunque quinta posizione non è di certo male. Napoli ovviamente è meglio di Torino perché ha molto più patrimonio artistico e culturale di Torino, e anche il fatto che dia sul mare non è di certo da poco. In quarta posizione metto Palermo. Palermo meglio di Napoli perché ha molta più eterogeneità dal punto di vista delle forme architettoniche presenti nel suo territorio. In terza posizione ovviamente doveroso collocare
Firenze, perché Firenze ha dato molto per la storia dell'architettura. In seconda posizione metto Venezia. Girare per Venezia è un po' come andare in una macchina del tempo, infatti si presenta esattamente come era secoli fa e dal punto di vista architettonico ovviamente ha forme architettoniche che vanno dalle bizantine alle gotiche alle neoclassiche. Ovviamente in prima posizione colloco Roma, era la sede dell'impero romano e presenta appunto le rovine dei fori romani, del Colosseo, ha grandissimi monumenti, molto più grandi di Venezia, e a differenza di tutte le altre città che ho detto su questo elenco, per vedere tutto il suo patrimonio artistico non so quanto tempo ci vorrebbe. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, condividete con qualcuno a cui possa piacere questo genere di format, e tanto non bene è tutto, passo e chiudo.